C'è una gestione finalmente unitaria che può essere, come dire, seriamente, può avviare seriamente uno sviluppo industriale in Sicilia. Un grande imprenditore che magari viene a dialogare con una regione non sa dove andare, non è che si può pensare che si giri le 11 aziende di sviluppo industriale, si ha un interlocutore unico che magari gli consiglia di andare a Trapani piuttosto che a Caltagirone o a Gela, e ha uno sguardo d'insieme, sicuramente questo imprenditore trova più facile investire in Sicilia. Poi non è da trascurare che questa è una vera e propria rivoluzione, una di quelle riforme che in Sicilia forse si aspettavano da chissà quanti anni, perché noi cosa avevamo? Avevamo 11 aree di sviluppo industriale, 9 quanti sono le province più altre 2, Gela e Caltagirone. Cosa succedeva? Vabbè, assemblee di una cinquantina di persone, consigli di amministrazione credo di una decina di persone, quindi ritardi nelle scelte, mancate risposte eccetera, hanno fatto sì che noi abbiamo il tasso di imprese vecchie e nuove forse tra i più bassi d'Italia, e questo nonostante, come dire, il nostro territorio offra condizioni importanti e positive perché si investa. Noi abbiamo fatto riforme strepitose nel corso di questo governo, abbiamo riformato la sanità, abbiamo riformato il sistema dei rifiuti, ognuno dei quali si tirava dietro miliardi di euro di debiti, se non di più. Abbiamo bloccato le assunzioni, stiamo riformando le aree di sviluppo industriale, cioè, stiamo cercando di determinare una svolta storica alla nostra terra. Io mi auguro che queste svolte e queste riforme abbiano successo, diano i risultati desiderati e soprattutto che per l'avvenire nessuno pensi di tornare indietro, oppure francamente ci sarebbe da lasciarla la Sicilia. Siccome così non deve essere, lungo questa strada dell'autonomia e della riforma bisogna andare avanti.